Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Io sono Andrea Tralli, l'editore di Panda Edizioni, e siamo qui per presentare, ovviamente lo saprete già, Chiara Sbrissa. Innanzitutto, oltre a ringraziare voi per essere qui presenti, volevo ringraziare Rachele Favarin all'arpa e Riccardo Folador all'oboe. Ne approfitto per ringraziare anche anticipatamente Sabrina Stocco, che questa sera ci allieterà con delle letture di alcuni brani dal libro, perché siamo qui a presentare un libro, il libro di Chiara Sbrissa, I colori del tempo. Io abitualmente strutturo la presentazione in 3 pezzi, più o meno, e il primo pezzo è un'introduzione molto breve dell'autore o dell'autrice, però qui si è verificato un problema, perché per definire Chiara Sbrissa ci vorrà più di un minutino, perché allora, informandomi, tu sei rispettivamente, vado a caso e non in ordine di importanza, architetto, insegnante, moglie e mamma di 3 splendidi figlioli e scrittrice. Poi compari nell'antologia Il cassetto del poeta con Primo giorno di primavera, compare nell'antologia Il cassetto del poeta, scusate, con Primo giorno di primavera vinci il premio Terre di Guido Cavani nel 2016. Partecipa a Un verso fa primavera di Montegrappa Edizioni. Con Carezze dell'alba vince la sezione poesia al Premio Nazionale di Letteratura Italiana Contemporanea del 2018 e lo presenta a Firenze Libro Aperto. Dimmi qualcosa, perché può essere che magari vinci l'encomio al Premio Michelangelo Buonarroti nel 2019, nonché ovviamente il Premio Brunola nel 2019. Insomma, una vita... hai
ha avuto anche un passato di sportività, se non sbaglio, meno dei tuoi fratelli e sorelle, probabilmente. Ci vuole anche poco a fare comune, insomma. Insomma, Chiara, hai una vita veramente piena, devo dire. Sei d'accordo con questa definizione? Sì, sono d'accordo con questa definizione, nel senso che mi piace tenermi attiva e quindi il fatto di coltivare diverse passioni è in grado di farmi sentire realizzata e farmi sentire felice. Sei felice? Sì. Ah, che bello. Non è che una grande gioia sentire qualcuno che è felice al giorno d'oggi, è una cosa bellissima. E come ti senti nel tuo profilo, in uno dei tanti profili, c'è quello di scrittrice, come ti senti? Perché la tua passione da scrittrice mi pare che sia un po', che parta da un po' di tempo addietro, o mi sbaglio? Come la vivi questa cosa? Sì, mi è sempre piaciuto scrivere, fin dalla mia primissima infanzia e poi anche nel liceo, qui ci sono alcune delle guide che mi hanno illuminato e accompagnato in questo percorso e che ringrazio. Però ho cominciato a farlo in maniera totalmente diversa una sera di 4 anni fa, una sera di ottobre, in cui ho sentito un bisogno fisiologico di mettere su carta tutta una serie di emozioni che provavo, quasi fosse stata un'epifania. E da quel momento ho cominciato a vedere le cose in maniera diversa, perché ricordo anche il mese successivo, il tragitto che facevo da casa al lavoro, il tramonto non era solo un tramonto, la neve sulle prealpi suscitava in me tutta una serie di percezioni, per cui ho cominciato a concepire delle storie. E successivamente mi sono anche avvicinata al mondo poetico e lì è successo qualcosa di ancora più diverso, nel senso che forse anche le note più sensibili che caratterizzano la gravidanza facevano scendere dentro di me una sorta di pioggia di parole, per cui l'unica cosa che dovevo fare era legarle insieme nella maniera più opportuna possibile, e quindi insomma ho coniugato sia la prosa che la poesia. Che meraviglia. Poi non c'è la gravidanza, spettacolare, perché è capace di fare miracoli, non solo nei bambini. Bene, grazie Gabriele. È qui stasera? Sì, è qui stasera. Ciao, bene, allora io passerei la parola a Sabrina per darci un assaggio di quello che è il libro. Sarà quell'amore a dare un senso al tutto, a tenerti sveglia nel mezzo della notte, a chiederti se stai facendo abbastanza. Perderai te stessa in quell'amore, perché capirai che la sua felicità si porta dentro la tua, le si appiccica addosso come lo strato di pelle ai muscoli. L'alba brillerà di una luce diversa, coglierai il primo fiore di marzo, il tramonto arriverà più tardi. Ti sorprenderai nel constatare di avere più fiato per correre, oltre confini mai raggiunti, e non sentirne la fatica. Vedrai nei suoi occhi i tuoi, vedrai lo specchio delle tue speranze e il volo che farà prendere ai suoi sogni. Caterina, dopo gli ultimi anni distanti, spese a disinfettare le ferite dell'anima, a ricucire i lembi di un mondo che ora forse sentiva più suo, ritrovò il senso di tutto nell'abbraccio della madre. Lì, nello stesso punto da cui era partita 6 anni prima, con uno zaino sgualcito dagli anni di liceo, una manciata di buoni propositi e una serie infinita di dubbi. Aveva 19 anni e il cuore che scalpitava. Le ultime scie dell'adolescenza si aggrappavano alla vita adulta che vedeva decollare dall'alto delle sue montagne, ancora incerta su che rotta farle prendere. Ora la rotta era chiara. Durante quell'abbraccio, Caterina sentì sulla pelle il sole che brucia, la fatica della sfida nell'arrivare dove nessuno vorrebbe andare, il sudore della quotidiana guerra per sopravvivere. Sentì sulle labbra il profumo del mare unirsi
sia quello della neve del luogo in cui era nata. Sentì nei suoi occhi le lacrime di sua madre piangere di gioia. Soprattutto sentì nel cuore accadere qualcosa di strano. Lo sentì riempirsi di tanti colori. Avvertì il verde dei prati dell'infanzia mescolarsi all'azzurro dell'oceano e degli occhi di cui era innamorata. L'oro della gioventù mescolarsi al rosso del sangue della sua terra lontana. Il bianco dei momenti tristi passati mescolarsi al rosa di una nuova vita. Capì che se ogni tempo trascorso aveva un colore, il tempo che stava vivendo li conteneva tutti. Sentì la potenza di ognuno di quei colori che, legati assieme, creavano la cosa più meravigliosa, la Caterina di oggi. Guardò alla finestra. Una piccola stella scintillava nel cielo e sentì di non avere paura. Grazie Sabrina. Come abbiamo sentito da questo brano, che è un brano intenso, interessante, perché racchiude molte cose in germe del libro, ma soprattutto introduce il titolo del libro, perché qui si parla di colori. Come mai hai scelto questo titolo? Perché il mio romanzo è appunto una sorta di tuffo nelle sfumature della vita, cullati dalle sue onde dolcissime e a volte sorprese da quelle impetuose. E ho voluto appunto raccogliere diversi momenti dell'esistenza caratterizzati da note diverse, proprio per contraddistinguere il meraviglioso mosaico che è la nostra vita e per dare valore a ogni esperienza. Anche le esperienze magari a volte dolorose, a volte difficili, sono fondamentali per farci crescere e fortificarci e per dotarci di quegli strumenti che ci consentono di guardare alla vita con maggiore consapevolezza e speranza. Grazie. Abbiamo sentito anche qui parlare di Caterina, ma non è l'unica protagonista. I protagonisti sono, dico il nome, ma non è che spoilerò cosa succede nel libro, insomma, Pasquale, Rosa, Oliviero e Caterina. Questi sono i personaggi principali, poi ruotano attorno a loro tutta una serie di, ovviamente, di compagni di strada. Vuoi tratteggiarci un secondo le caratteristiche di ognuno di essi? Grazie. Sì, anche nel loro caso mi sono accostata a questo approccio cromatico, nel senso che ogni personaggio ha un colore diverso, quindi se Pasquale è una figura molto carismatica, spumeggiante, che nonostante la sua mole non titanica giganteggia in ogni spazio, sia presente, Rosa invece è caratterizzata da tinte più tenui, ciò che la caratterizza è il silenzio, però un silenzio non apatico, un silenzio molto profondo che a volte sa trasmettere parole importanti. Invece Caterina è un po' l'unione fra i due, quasi fosse un colore secondario e quindi nato appunto dal binomio fra i colori primari di Pasquale e Rosa. Quindi da una parte è il coraggio e la determinazione del padre, dall'altra invece anche la dolcezza e note più sensibili della madre. Infine Oliviero, durante appunto il romanzo, è caratterizzato da questa opposizione fra razionalità ed emotività e molto spesso è la seconda che prevale sulla prima, cosa che anche nei momenti topici in cui si trova a fare determinate scelte fa prevalere appunto l'emotività al posto dell'azione. Ecco. Sì, Oliviero fa anche delle belle show. Sì, scusa. È un personaggio molto sfaccettato, diciamo. Ma ne parleremo meglio tra poco. Allora, hai scelto di parlare in questo libro, il protagonista principale è una famiglia veneta odierna, perché il libro è ambientato oggi, se non sbaglio. Sì. Sostanzialmente sì. Come mai hai scelto di raccontare una storia di una famiglia di oggi, cosa che non è così comune, perché tanti libri
parlano di cose esotiche, di viaggi lontani oppure di omicidi seriali che insomma cominciano ad essere anche un po', come dire, fin troppo fantasiosi. Lui invece sceglie di stare con i piedi per terra e di parlare della vita che è vicina a quella di ognuno di noi. Come mai? Per due ragioni. La prima è l'importanza delle relazioni e la seconda è l'autenticità, nel senso che la logica dell'essere si manifesta soprattutto nella sua capacità relazionale, quindi di entrare in empatia e in sinergia con gli altri, e appunto le relazioni che intercorrono fra diversi personaggi del mio libro lo testimoniano. Dall'altra parte appunto ho voluto parlare di sentimenti autentici e quindi la necessità anche di guardare i momenti ordinari della nostra vita sotto una luce diversa e riscoprirne quasi la straordinarietà di un sorriso, di un abbraccio piuttosto che di una parola gentile. Quindi tornare a quel tipo di legami e di logiche empatiche che ci fanno e ci rendono più felici. Una cosa che apprezzo molto di questo libro, che ha apprezzato evidentemente anche la giuria del premio, è che questo libro, secondo me, è una mia opinione personale, che magari poi ognuno potrà eventualmente confermarlo o meno leggendo il libro, è che attraverso il tuo sguardo di scrittrice e descrivendo una vita tutto sommato vicina a quella di ciascuno di noi, riesci a far comprendere quanto in realtà di magico e di prezioso c'è nella vita di ognuno. E questa secondo me è una cosa veramente molto apprezzabile, insomma, perché tante volte siamo un po' rimbecilliti da questi cellulari che invece nel tuo libro sostanzialmente non ci sono. È una scelta molto coraggiosa che però permette di apprezzare meglio le vicende proprio dei personaggi, ed è una cosa che secondo me è un suggerimento anche per certi versi. Comunque, scusate. Tornando ai personaggi dei libri, volevo chiederti, allora, descriviamo un attimo, un po' più nel dettaglio, non troppo, i personaggi che hai scelto per formare questa famiglia. Partiamo da Pasquale, e già dal nome cominciamo a capire che Pasquale forse non è proprio venetissimo. Come mai questa scelta? Volevo creare l'unione di due opposti, una sorta di appunto coincidenza oppositorum. Quindi Pasquale proviene dall'incanto del Golfo di Napoli e si innamora praticamente di una figura serafica che invece abita in un piccolissimo paese incastonato nelle Dolomiti bolognesi. Quindi ho voluto unire la logica di questa figura spesso appunto strabordante, questa sorta di caos che va ad interferire con l'ordine, quindi il logos di Rosa, e questa unione dà vita al loro pathos che poi si manifesta nella potenza del loro amore, insomma. Love power. Invece Rosa, sua moglie, è una montanara doc, di quelle proprio quadrate su certi versi, molto amorevole, però abbastanza rigida, anche se comunque ha delle sfumature molto morbide in realtà, Rosa, molto tenere, soprattutto con i suoi familiari, ma non solo, e lo vedremo dopo. C'è qualcuno che ti ha ispirato in particolare per il personaggio di Rosa? Le mamme in generale, sì, cioè nel senso che proprio questa sua dichiarazione di amore universale nei confronti dei figli, ma anche l'essere genitori, perché appunto quando si hanno dei figli si ha uno stravolgimento delle priorità, quindi viene meno proprio essere per identificarsi con la felicità e la realizzazione dei propri figli. Mamma Rosa. Oliviero invece è un ragazzo, suo figlio, il loro figlio, e lui deve costruirsi la sua vita. Oliviero vive nel libro il passaggio da adolescente, sostanzialmente studente, a lavoratore, non solo attraverso il lavoro, ma anche attraverso le relazioni amorose. È una vita che abbiamo passato più o meno tutti, cioè nel senso è una fase che necessariamente insomma si passa.
Quanto è difficile secondo te oggi fare questo tipo di passaggio di crescita dal mondo dell'adolescenza a quello degli adulti? Sì, è una bella sfida sicuramente, però attraverso anche la figura di questo personaggio ho voluto passare il messaggio che attraverso la motivazione, attraverso la determinazione e soprattutto attraverso la passione si riescono a raggiungere risultati anche spesso inimmaginabili, e anzi spesso le difficoltà sono anche terapeutiche, nel senso che superare un ostacolo ci consente di uscire dalla nostra zona di comfort e quindi di crescere, di migliorarsi. E il fatto che lui appunto abbia la passione nei confronti della sua attività professionale testimonia appunto il frutto della sua fatica, del suo sacrificio, che alla fine trova la completa realizzazione. Benissimo, e infine passiamo a Caterina dopo questa domanda, cioè brano e musica, facciamo una pausetta così ti riprendi dal terzo grado. Infine c'è Caterina l'hai definita il pathos, se non sbaglio. Caterina infatti è una donna dalle scelte forti, anche lei è una ragazza, una giovane donna, però a un certo punto decide di prendere su e andarsene in Africa a fare volontariato, dove vivrà esperienze estremamente forti, devo dire, e ci sarà anche per lei uno sviluppo amoroso molto complicato. Io lo vedo più complicato di quello di Oliverio, anche se poi apparentemente può sembrare di no. Come mai questa scelta di prendere un personaggio e spedirlo in Africa? Allora, il mio non è un libro autobiografico, però tutti i paesaggi e le ambientazioni presenti sono luoghi del mio cuore, per cui ho avuto appunto la possibilità di fare un viaggio in Africa, in Costa d'Avorio, qualche estate fa, e questa esperienza mi ha profondamente colpito e ha lasciato in me delle impronte profonde. Caterina appunto in una notte tragica e drammatica capisce qual è il destino e la rotta che vuole dare alla sua esistenza. Quindi se per anni l'aveva cercato invano nell'incanto dei suoi boschi montani, ora la sua rotta è chiara. Diciamo che in lei avviene una sorta di esperienza empatica, esperienza direi quasi compatica, nel senso che arriva a sentire, cioè compassione, però la compassione a volte ha delle sfumature sì, diverse, per cui arriva a immedesimarsi nei bisogni altrui, cioè a sentire quello che effettivamente sentono queste persone che stanno in condizioni spesso drammatiche, e quindi capisce che non può continuare a fare le cose che faceva prima, non ha senso, quindi la sua realizzazione sta appunto nel prendersi cura degli altri, e appunto seguirà la sua strada a San Pedro. Bene, grazie. Darei la parola a Sabrina. No, sì, c'è prima la Monti o il brano, il brano. No, lettura, brano. Cosa facciamo prima? Decidi te. Sì, tu la protagonista. Quello che facciamo la lettura. Facciamo la lettura. In tutto questo lavorare a testa bassa, con la mente che quasi gli scoppiava, capitava, il più delle volte la sera tardi e la mattina all'alba, che gli venissero in mente quegli occhi strani, il modo in cui gli avevano chiesto: "Ti va se facciamo 2 passi?" Capitava che quegli occhi scavassero dentro di lui una crepa che si faceva sempre più profonda, finché capì che non potevano scavare oltre. Capì che Elisabetta, lui, non l'aveva mai dimenticata. Ci aveva provato a scrollarsela di dosso, ma era una polvere appiccicosa, di cui comprese di non poter fare a meno. Una domenica recuperò l'auto al 5° piano del parcheggio di Piazzale Roma. Si lasciò alle spalle il Ponte della Libertà. Si lasciò alle spalle il petrolchimico di Porto Marghera, che pareva annegare nelle grandi nuvole.
Si lasciò alle spalle i campi brinati della campagna veneta al risveglio, le allodole che sostavano fra i frassini nudi. Si lasciò alle spalle il ricordo della sua sofferenza, che evaporò leggero nell'aria, e arrivò dove doveva arrivare. Non sapeva se l'avrebbe trovata. Avrebbe anche potuto essere a 1000 chilometri di distanza. Eppure c'era in lui quella strana, folle consapevolezza che lei si trovasse esattamente lì a quell'ora. Mentre le scie di vermiglio dell'alba venivano risucchiate dall'azzurro, Oliviero suonò il campanello e aspettò. Aspettò, forse per 2 minuti, lunghi, come quegli elastici che tiri e non sai se si spezzano. Abbiamo sentito che Oliviero parte da Venezia e va dove va? Dove doveva andare? Va dove doveva andare, Oliviero, attraverso le campagne del Veneto, perché vogliamo mantenere una stretta privacy sul personaggio di Elisabetta, non vi diremo dove abita. Le ambientazioni di questo libro quindi sono Venezia, le Dolomiti Bellunesi e l'Africa. Dell'Africa abbiamo già parlato, insomma l'abbiamo accennato, ma di solito l'ambientazione, e come si è visto anche per l'Africa, l'ambientazione in cui un personaggio posiziona i suoi personaggi parla anche dell'autore o dell'autrice, e quindi tu questi ambienti, Venezia, la campagna veneta e le Dolomiti Bellunesi, le porti nel cuore. Come mai? Sì, le Dolomiti
sono un luogo che ha sempre caratterizzato la mia infanzia, dove i genitori ci portavano sempre da piccole durante appunto il periodo invernale ed estivo. È significativo il fatto che l'ambientazione iniziale del romanzo, che è appunto questo paesino montano, coincide esattamente nel luogo dove io mi trovavo quando ho scritto le prime 40 pagine del romanzo, nel senso che tutta questa attesa la vedevo e la percepivo con i miei occhi, un inverno appunto in cui mi trovavo nel posto. E poi all'inizio appunto è nato come un racconto, perché ho scritto appunto di getto le prime 40 pagine, poi l'ho lasciato riposare, l'ho lasciato lievitare come si fa appunto con il pane per un tempo abbastanza lungo, nel senso che sono passati qualche mese e poi è successa una cosa strana anche qui, perché sono state le stesse voci dei personaggi a indicarmi la strada che avrei dovuto farmi prendere. E quindi si sono, diciamo, fatti strada all'interno della mia mente. Ecco. Per quanto riguarda il discorso della montagna, la montagna mi sta particolarmente a cuore anche perché coincide non solo con un viaggio fisico ma anche con un viaggio interiore. La conquista della cima, il fatto di superare diverse difficoltà, e tante volte maggiore è l'ostacolo, più grande è la fatica, più meravigliosa è la vista dall'alto. Poi una cosa che mi emoziona è il fatto che una volta in cima ci si confronta con l'infinito, okay? L'uomo diventa consapevole della propria piccolezza, della propria anche spesso fragilità nei confronti dell'immensità del creato, però è all'interno del proprio limite, perché la montagna è abbastanza severa con i limiti, non bisogna appunto cercare di oltrepassarli, l'uomo deve trovare la sua completezza, il fatto di essere perfetto nel senso etimologico del termine, cioè completo, e quindi sempre in un'ottica di ricerca della verità e del migliorarsi anche interiormente. Bene, legato all'ambientazione montana c'è il bosco. Perché vi dico questa cosa? Perché nel bosco, in montagna, nel libro di Chiara, succedono diverse cose ed è il bosco è uno degli elementi fondamentali delle fiabe. Quando si dice che Cappuccetto Rosso va nel bosco, si parla di un archetipo in realtà, perché il bosco è il luogo del mistero, il luogo della paura, il luogo delle trasformazioni in generale. Può essere vero anche per te questa cosa? Che cosa significa per te il bosco e che cosa significa per i tuoi personaggi? Sì, lo leggo a due elementi, il silenzio e il fatto di perdersi, perché molto spesso Caterina si perde nel bosco, non ritrova più la strada verso casa, quindi ha una sorta di peripezie. Però il silenzio del bosco è qualcosa che caratterizza anche le passeggiate fra Rosa e Oliviero, quindi il fatto di essere all'interno di una struttura, di una realtà naturale dove non ci sono infrastuoni, tutto questo rumoreggiare caotico della realtà urbana, permette anche di fare una sorta di vuoto interiore, di scoprire la propria vera essenza. E dall'altra parte il discorso della perdita, quindi la mancanza anche di riferimenti artificiali che caratterizzano invece i villaggi piuttosto che appunto le strade, le città, anche qui suggerisce una sorta di ricerca interiore. Ognuno si perde ma poi cerca di ritrovarsi, sempre anche in un'ottica che è legata anche alla propria coscienza. Ok, una domanda fuori foglio. Tu parli spesso della ricerca di senso, della ricerca di se stessi. Secondo te questo vale anche per la scrittura? E per te è valsa questa cosa?
Guarda, a me appunto in questa sera di ottobre di 4 anni fa la scrittura ha avuto subito un effetto terapeutico, nel senso che per me è proprio stato catartico, questo bisogno fisiologico che sentivo di mettere su carta una situazione che magari poteva anche disorientarmi. Una volta ultimato, una volta letto quello che avevo scritto, avveniva dentro di me qualcosa di strano, nel senso che mi sentivo meglio, quindi sì, è legata, confermo la domanda in maniera affermativa. Grazie, che bello. Bene, passiamo alle tematiche affrontate nel libro. Abbiamo parlato dei personaggi, abbiamo parlato della scrittrice, ovviamente parliamo delle tematiche affrontate. Secondo me, secondo la mia personalissima opinione, la tematica principale che affronta questo libro sono i legami, come hai anche accennato prima. Quanto secondo te sono importanti nella vita di ciascuno di noi i legami? Beh, sono alla base della nostra personalità, cioè tanto più è grande la nostra capacità di costruire relazioni, di entrare appunto in empatia, anche di riconoscere i sentimenti degli altri in un'ottica cooperativa, tanto più ci sentiamo felici dentro. Quindi la felicità e la ricchezza donata sono quelle che ci fanno sentire autenticamente bene. Infatti, uno dei temi affrontati è simile ma non esattamente uguale, nel senso che ci sono le amicizie che fanno parte dei legami, c'è la famiglia che svolge un ruolo principale, svolge un ruolo cardine anche per direzionare la vita dei personaggi nelle varie avventure che vivranno. Ma c'è anche una cosa particolare che volevo chiederti, che è un po', forse passa un po' in sordina forse, però secondo me è una cosa così curiosa, così particolare che vale la pena sottolinearla, perché Rosa, mamma Rosa, oltre ad avere tutta una serie di problemi suoi che poi si fa la volontaria in casa di ricovero, che è una cosa effettivamente degna di nota, perché nei libri, ma anche di solito nei discorsi che facciamo, non è che si parla tanto di questa cosa qua. Tu invece l'hai affrontata in modo chiaro, cristallino, limpido, l'hai affrontato come si affronta un qualsiasi altro argomento, con chiarezza, limpidità, e hai descritto una vicenda anche molto tenera che si svolge all'interno della casa di ricovero. Come mai hai scelto di affrontare questo tipo di cosa, o ti è venuto spontaneo, così? Beh, diciamo che è sempre legata anche a un'esperienza personale, perché io ci vado, insomma, spesso. E quindi cioè, vedere queste persone che osservano la vita da questo punto particolare, cioè nella fase, diciamo, nella fase particolare della parabola della vita, mi riempie ogni volta di suggestioni, nel senso che li vedo magari illuminarsi per certi tipi di ricordi e quindi sono molto ancorati alla memoria della loro adolescenza, piuttosto anche dei momenti vissuti, per cui ho voluto parlare di questa cosa, sì, in maniera, come dici te, diretta, e Rosa si autorealizza in questa dimensione, anzi è per lei un punto privilegiato da cui osservare la vita, essendo consapevole di che è inutile, diciamo, riempirla di rancori e di rimorsi, ecco. Bene, grazie. Io lascio la parola a Sabrina per un altro brano e poi proseguiamo con l'ultimo blocco. Quella notte piove in abbondanza e Caterina faticò ad addormentarsi. La pioggia si accaniva sulla piccola costruzione della Patano, come a volerla risarcionare dal terreno. Mentre si aggrappava alle lenzuola, sentì l'eco di un presagio. Non poteva sapere che quei momenti le avrebbero cambiato la vita per sempre, ma aveva già capito che una battaglia era in atto.
l'alto. Una voragine si apriva da qualche parte nel cielo, che pareva in lotta contro un nemico. Il nubifragio durò per 3 ore, alimentato da raffiche che piegavano gli alberi ed echeggiavano con veemenza in ululati strani che si allungavano nell'oscurità. Verso le 4 il vento portò via la pioggia e una quiete spettrale invase il villaggio. Il silenzio avvolse ogni cosa come una mano vellutata. Non una foglia si muoveva, non un animale sospirava, e lei si abbandonò finalmente al sonno. Dopo 40 minuti fu svegliata da un grido lancinante. Le sembrò di riconoscere quel timbro di voce, una voce piena, armoniosa, che veniva falsata dalla disperazione. Sperava di sbagliarsi mentre si affrettava a indossare i sandali e uscire dalla capanna. L'urlo di dolore partiva da un punto preciso, lontano, ma allo stesso tempo vicino, come se provenisse dalle viscere della terra. Era qualcosa di così forte e primordiale che doveva avere a che fare con il crinale della vita, nel punto in cui inciampa e scivola verso il basso, nel punto in cui sorge e scivola verso l'alto. L'urlo si propagava lungo tutto il villaggio, amplificato in onde sempre più grandi che falcavano l'aria fresca, evaporata di umidità. Mentre oltre le palme baluginavano le prime luci del giorno, Caterina correva a fatica nel fango. Seguiva il richiamo di quel grido. Altri uomini accorrevano in quella direzione. Di sottofondo ora si sentivano altre grida umane, concitate. Gli occhi convulsi di Caroline si scontrarono con quelli di Caterina mentre correvano disperate verso la capanna. «Grace!» urlò una voce maschile. Il grido arrivò al suo culmine, altissimo, facendo vibrare le palme. Poi si spense, lentamente, gemendo come una stanca litania. La voce aveva ora una profondità angelica, quasi inebriante. Aveva perso il dolore e raggiunto una dimensione altra, catartica.
Dovete sapere che in casa editrice, che per carità fa tanto effetto dire in casa editrice, poi sono sempre io, però producendo una trentina di libri l'anno non c'è molto tempo per godersi nemmeno troppo le relazioni con gli autori, e quindi io stesso ho scoperto molte cose di Chiara questa sera che non sapevo, ed è una cosa bella, insomma. Però una cosa che avevo capito fin da subito, fin dal titolo del testo, e che poi è stato confermato durante la lettura del libro, la correzione, tutte le varie fasi che ci sono state, è quella che il tuo senso prevalente sembra essere quello della vista, perché i colori del tempo già presuppone qualcosa di visivo, ma anche durante la descrizione del testo stesso sei molto visiva, molto cinematografica da questo punto di vista, e quindi mi viene spontanea una domanda per sapere, una curiosità che io non so, un'altra cosa che io veramente parto da zero, non ne ho la minima idea, ma tu dipingi anche oppure no, o ti è mai venuto in mente? Ho fatto qualcosa, adesso insegno a dipingere, perché appunto insegno arte, quindi ho un rapporto, sì, forse privilegiato, come dici tu, con il dato visivo, e come anche ho detto precedentemente, effettivamente parto da un'esperienza estetica che però poi diventa qualcos'altro, quindi diventa una sorta di sinestesia, no? Perché dalla visione poi parte dentro di me la percezione, e quindi comincio a sentirlo a livello emotivo, e questo dato visivo si trasforma in qualcos'altro. La sinestesia è una figura retorica particolarmente utilizzata in poesia, che tu hai scritto e con la quale hai vinto parecchio, devo dire, insomma, perché non è cosa così comune, ma che hai usato anche nel primo brano. Io l'ho riconosciuta prima, il profumo del mare sulle labbra, se non sbaglio. Però passare dalla poesia a un romanzo corposo di più di 200 pagine non è facile. Com'è stato il passaggio? In realtà prima è nata la prosa, poi è nata la poesia. Quindi la domanda dovrebbe essere il contrario. Sì, sono due tipi di percezione ben diversa. Una si tratta di raccontare una storia, quindi di impastire, diciamo, delle vicende, di legare fra di loro dei personaggi. L'altra si tratta di scardinare delle sensazioni che però si rimangono come scintille, come frammenti. Diciamo che appunto nel discorso, nel fenomeno della poesia, avvenendo in me questa sorta di pioggia di parole, non è che devo fare anche veramente, cioè devo solo unirle fra loro nella maniera che mi sembra più corretta, più opportuna. Invece nella costruzione di un romanzo c'è un lavoro più attento anche per quanto riguarda la sistemazione cronologica, l'intreccio, le diverse sfumature, i dialoghi. C'è più un lavoro di vero e proprio artigianato, sì, della parola, diciamo. Sì, esatto, sì. Mi sento, scusami, ti prendo amorevolmente in giro, però con molta amabilità, nel senso che sembra che quando ti capita questa pioggia di parole tu cada quasi in trance. È una cosa bella, perché in effetti vuol dire che c'è la passione, cosa che è comune a diversi scrittori, ma non succede spessissimo, è una cosa molto bella. Siamo ormai quasi in chiusura, volevo solo chiederti due cose, perché tu hai partecipato a molti premi letterari, li hai vinti o hai vinto le menzioni d'onore, però in questo caso tu hai vinto la sezione inedita del premio Prunola di quest'anno, insomma, della premiazione che c'è stata ad aprile. Vuoi raccontarci un po' le tue sensazioni, le tue emozioni relative al premio che si è tenuto nella tua città? Non me l'aspettavo, perché mi avevate messo su un palco che era diametralmente opposto rispetto al palcoscenico, per cui io avevo invitato anche una serie di persone, perché ho detto non si sa mai, perché mi era già successo in altri premi che ho pensato sicuramente non vincerò e alla fine mi chiamavano, per cui questa volta ho detto mi tutelo, nella mia città mi chiamo un po' di corollario di persone, però veramente mi avete messo là in fondo, ho detto questi qua si vede che non sono neanche
anche emozionata perché arrivare sul palco ci mette un quarto d'ora. E invece poi con mia suocera ho detto ci avviciniamo un po' che non si sa mai. E alla fine è successo, per cui è stata una bellissima emozione, tra l'altro 8 mesi fa esatti, perché il 30 marzo, e quindi è una piccola gestazione, no, questo romanzo, perché ci ritroviamo qui adesso, dopo questo lasso temporale, ed il romanzo è pubblicato. Sì. Che bello, bene. Anche tu, ci sono delle cose che non sai, perché tu non hai idea del casino che c'è stato per fare i posti l'ultima volta in teatro, per quello che purtroppo sei finita lì. No. In realtà non c'era. Poi tra l'altro i vincitori li abbiamo saputi credo il giorno prima, perché quindi però. Dunque, l'ultima domanda da parte mia è se ci saranno novità editoriali nei prossimi anni, se hai pensato a qualcosa oppure se non ci hai ancora pensato non si sa. Nel frattempo ho vinto un altro premio, si tratta di una silloge poetica per cui verrà pubblicata penso a primavera 2020, però insomma io sono una fucina in continua lavorazione, per cui sì, c'è sempre qualcosa nel cassetto o in itinere. Benissimo, che bello, anche questo non lo sapevo bene. Infatti non l'ho detto all'inizio, o sì, boh, non so. Dunque, le mie domande sono terminate. Se c'è qualche domanda dal pubblico, questo è il momento ideale. È il momento della vergogna. Io ce l'ho una domanda, ma non la voglio fare. Va bene, d'accordo, non è assolutamente un problema. Io volevo ringraziare in ultimo l'Associazione Culturale Idee in Movimento che ci ha ospitati questa sera nella persona di Laura Belli, che è e Roberto Stambiernini. Ringrazio Rachele Bavarin, Riccardo Foladore e Sabrina Stock che ci hanno aiutati a completare con la bellezza questa presentazione. In fondo alla sala ci sono i libri da acquistare se lo desiderate, qui c'è l'autrice per l'eventuale firma e dedica e c'è un brindisi finale, c'è un piccolo rinfresco per stare un po' insieme per fare quelle domande che non avete detto. Grazie a tutti e buona serata. C'è un piccolo banale che mi ha Questo è racconto.